Allora Bruno, intanto perché ti chiama Piuma? Porco cane, Cornelio, te ne vai a far tirare fuori la storia che mi chiamo Piuma perché è il soprannome di famiglia, perché mi saria Calzà, però il Calzà ad Arco è tanti, perché Arco l'aveva fatta noi, non l'ha mica fatta Esposito, i Cacacce, no. Ma non è perché ti sei leggera? No, anche perché non è che sia tan leggero. No, vabbè, ma non c'entra niente. No, è un soprannome di famiglia che risale al 1750, ma 1800. che sarà un motivo? Ma il motivo che mi diceva mio zio era perché mio nonno, uno dei miei avi, che era un cappello su una grande piuma, dopo da lì era anche mio nonno che aveva una piuma sul cappello perché faceva il guardiaboschi, eccetera, eccetera. Da lì ne la sentirà un po' Andrea, insomma, un po' tutti, ma mi sono contento e sono contentissimo di avere questo soprannome qui, perché poi, insomma, è importante che avere i soprannomi perché è la nostra storia, capisci? Perché capite, sei Galas, ma di chi, come ti chiami il soprannome? Paesani, capisci? Poi te leggi nei libri di storia, non ti trovi il Galas o il paesano, ti trovi i soprannomi, non ti sai già identificare la famiglia, il ceppo, tutta quella storia lì. Ascolta, come va là? Adesso la vacca è una meraviglia, Cioè? perché una volta che avevi i miei ardori della giovinezza, capisci? Allora avessi fatto spaccare il mondo, adesso ormai mi si è messo il cuore in pace, il mondo non spacca in più, gli ardori e soppiti ormai fino al 90%, ne resta quel 10% che mi teniva stretto e potendo dropparlo di tanto quando capita di dropparlo. Che avevi bianchi e se vai su a fare le magnare. Se vai su chi, se fa le magnare, se fa le chiacchierate, se fa le discussioni, se parla del tu, del meme, se bega, insomma, però se si diverte il mondo. Una volta chi però era pieno di putelotti, capisci? Perché poi 20 anni fa chi era chi, credo 5-7 putelotti, mica tutti meno, per magari altro. Era in chi che era putelotti che girava, adesso hai sentita, è nell'erba. Ma il segreto di essere contenti? Sarebbe massa facile dirti accontentarsi, ma non è nella natura umana accontentarsi, è inutile. Bisogna avere coscienza dei propri limiti, mi credo, no? È inutile voler andare a fare chissà cosa, a costruire barche se non ti si neanche a buono di fare chissà cosa, insomma. Ma ti hai ogni tanto paura di andare sottoterra? Ma paura di morire sì, la avendo tutti, ma non è che la mi fa proprio una paura così. L'unica paura del morire, come penso a tanti, è morire senza aver messo a posto tutte le robe, no? Capisci? A me mi piacerebbe sapere quando moro, l'ultima settimana però, capisci? Mi ti dici, guarda che ti te mori una settimana, allora ti metterei a posto con le due robette, ma per il resto morire cosa vuol per me? Poi mi sono un po' laico, non è che creda che si va chissà dove, non si va dove. Non credi che niente? Ma mi credo che credo che diventerei in qualcosa, però, non credo che morirei, resterei in sendero come il sendero 6, dalle ceneri che viene fuori ancora qualcosa di bello, mi sono positivo. Un sarno, qualcosa? Sì, una foglia, basta non viene fuori un pizzone perché sennò ti dici che mai cagato addosso. No, mica credo che intanto bisogna essere qua nella vita e essere corretti in questa vita, quella che sarà dopo che penseremo. Ma secondo te chi è che ne fa su allora? Ogni tanto che penso anche seriamente, no? Quando ti capita di trovare magari mucci di terra o mucci di erba e ti vedi che vai fuori al bisattel e ti vedi che vai fuori, ma noi venite fuori da quei bisatelli lì, è possibile che dopo ne sente talmente evoluti? L'ultimo libro che ho letto, non mi ricordo cosa che era il titolo, non mi ricordo mai il titolo, parleva del cosiddetto Big Bang e tutte quelle robe, gli manca lì, il titolo era la particella di Einstein, una roba del genere. E sto libro dimostrava che scientificamente si poteva dimostrare l'esistenza di Dio, ma che non era il Dio della Bibbia, non ne mancherebbe altro, ma era questa entità, chiamentela così, che si poteva dimostrare scientificamente che noi veniamo da qualche duni, capisci? Che sia Dio, Maometto, il Buddha, non si sa bene, non era quello, perché quelle erano un po' leggende, fra virgolette. Però si poteva dimostrare scientificamente che derivava da qualcosa, qualche duni che aveva un progetto su questa storia qua. Ma secondo te allora se noi che ne rompiamo le balle? Ma è normale che ne rompente le balle, ma ti immagini di non fare stare mesi senza pensare a niente? Ma che la faresti? No. Se noi che giustamente dobbiamo continuamente essere in evoluzione anche dentro, purtroppo se ti capita, mi gode degli amici che purtroppo si è malai e gli è morti dentro perché poretti che capita da una rogna e quel che prima ti pareva una roba semplice ti parla. E finché che la salute, Cornelio, è inutile che disente, le frasi fatte mi rendo conto, ma è vera, ti basta anche a mal di schiena, una stupidata che non ti mori per farti sentire una pezza da pe, e quindi tenete le nostre magagne e la sente che agli altri le sue, non stente a ascoltare niente, andiamo avanti finché la va, quando non va più, viva Gesù di Gesù.
Ma chi come vuoi che la fa non arbenti, Cornelio? Ma guarda che intorno, manieri, no Castelli, manieri, sterminate estensioni di verde, torrenti che vai giù, guarda, torrenti impetuosi, robe che in cielo chi capita prima che arriva a un paese, quel paesotti lì, chi capita il vero disgelo, chi l'inverno non è ancora, non arriva il sole l'inverno, chi ti rendi conto? Chi lei è una lotta contro gli elementi, chi nella Repubblica delle Vignole, una lotta contro gli elementi, noi siamo chi ormai alla ghiaccio, perché corrente non l'avevamo, avevamo il pannellino solare che era l'ultimo ritrovato, corrente non avevamo, l'acqua è quella che vediamo, però chi è sem e chi è restem, perché chi vorrei restare. Mi non sono d'accordo Cornelio, te guardo negli occhi della telecamera, mi non sono d'accordo con la libera Repubblica dei Vignoli, a meno che non che sia fatta ben proprio come fatta. Ti spiego perché, perché va a finire che anche chi vei caimani, vei quelli che ne fa su, che immagini il condominio? No, quella è vera, quella è vera. Come fente? E sa chi è mio amico che vuoi bene, è già tanto che ti indeterra per far nord a milanese. Ma no, non si fa così, non si fa così, non sembra, perché si scomincia con i milanesi, dopo vai su di tutto, e noi chi se ne espropriare. Già mi sento un pochettino, non proprio a casa mia, non mi sento un po' ospite della Repubblica Vignole, però devo dire chi prima era proprietà di uno dei Vignole, quindi non ho fatto altro che portare avanti la continuità di la proprietà dei Zen dei Vignole. Mi domando scusa se mi permetto di parlare di Vignole, ma chi ho trovato veramente la Zen come una volta. Guarda che chi aveva fatto tante di quelle robette con così, arco, quelle città libere, madonna, te tocca avere 10.000 carte e documenti per fare una roba, chi ancora la Zende una volta, ecco perché mi starei attento a fare sta Repubblica dei Vignole, bisogna che la sia fatta solo dei vignolesi, guarda che vi dentro con la bandiera della fazione dei Vignole, te l'ho fatta vedere prima. Adesso andiamo a vederla, andiamo a vederla. Domando sempre umilmente scusa perché non voglio intromettermi in quei dei Vignole, però insomma, buon tocchettino di terra, penso di aver diritto, lo dico al voto, ma almeno insomma poter dire la mia, ecco. Dopo cosa voto? Dico una paura che scopra sto angolo del mondo qua. È l'ultimo ancora incontaminato, incontaminato, guarda che chi manca la strada, per fortuna, e mi spero che i politici non la portano, chi la strada la è così. D'inverno non si va su perché è il jazz, perché chi sono il batte mica, perché chi ha portato tutti i detriti della galleria che ha fatto per quei de Alto, per quei de Torbole, de Riva, i detriti la portai chi? Certe volte mi voglio andare lì col picco e tirare tutto che vai dentro il sole, ma dopo diventa massa bella. E sa anche perché io ho questo pochettino di terra che anni fa, sono andato da tanti posti più bei, perché avevo voglia di trovarmi un posto dove passare la mia vita. Ero andato a vedere posti e era molto più bello, ero andato a vedere in Campiglio, a Portofino, ero andato a vedere perfino all'estero, ero andato in Grecia, ero andato nei posti bei dove era caldo ed era anche occasioni più belle. No, mi sono innamorato, non è Campiglio che tieni, guarda che sei. Chi se sta che è una meraviglia, non ti senti niente, ti sei in pace e in 2 minuti ti sei zo. Mi spero che resta tu così perché sennò guarda, regalo tutta la Repubblica dei Vignole invece che lasciare la Cesa perché io non sono di quei tanti Cesa. Regalo quando che sarà la Repubblica dei Vignole, del regalo alla Repubblica dei Vignole. Vabbè. Non è storia. Grazie al Bruno Piuma. Grazie a Piuma. voi, mi raccomando Cornelio, non sta a fare una roba come sta grande.